L'11 maggio è stato il giorno in cui le produzioni locali sono state esposte e fatte conoscere al pubblico presente, ma di agricoltura, di qualità e di cultura gastronomica si era già parlato nei giorni precedenti nello scenario coerente e suggestivo della sala museo della Società Agricola di Galati Mamertino. Nel corso di quel dibattito, di grande attualità per le evidenti implicazioni economiche, sanitarie ed ambientali, sono emerse importanti indicazioni per la tutela delle produzioni agricole tradizionali e per la loro valorizzazione in un mercato sempre più orientato alla ricerca della qualità e della genuinità. Tutela delle varietà autoctone, filiera corta e mantenimento della biodiversità sono stati riconosciuti fattori determinanti di una buona agricoltura nel solco della cultura locale. A conclusione, Giacomo Fabio, conduttore della omonima fattoria, ha illustrato la preparazione di piatti della tradizione contadina con l'utilizzo di materie prime locali e di ricette molto semplici.